Ciao imbruttiti, oggi siamo a Vicenza e ho scoperto un personaggio che rappresenta l'unione di tre parole: passione, speranza e qualità. Andiamo a vedere chi è. Siamo qui con Riccardo dalle Carbonare, lui ha 38 anni, fa delle cosette stupende, super ecosostenibili, tutte fatte a mano. Andiamo a vedere di cosa si tratta. Dipingi? Sì, Cosa sei che ti dipingi? una casa, adesso io. Praticamente Riccardo fa tutte ste casette di Natale, lo fa con tutti i materiali recuperati da lui per terra, fantastiche, e il cura ogni dettaglio, il cura. Ma la struttura te la fai te, Esatto, sì, ma l'ho vinto io al momento. non te vede l'architetto per fare case qua. No, E questa c'è una corteccia dell'albero, dove sei te che frega questa? al mare, a Rosolina mare. Questi sono pezzi di corteccia che trovi per terra. Esatto, le ricolgo tutti quanti. Ah, quindi ti tocca andare via con furgone praticamente, qua ho capito. Se uno il vuole puoi anche ordinarti la casetta come vuoi lui, te la fai come... Esatto, basta dare il messaggio tramite mail. Esatto, sì. Tempi di produzione qua Riccardo, per chi vuoi sapere qua, quanto sei? Massimo 2-3 giorni circa. Insomma lui si deve curare ogni dettaglio qua del colore, mica avrebbe già da super veloce. Con calma, se no sta con freddo, se no viene male. I sassetti qua di montagna, non c'è neanche tanto sassetti, questi sono proprio pierre. Sassi vulcanici sono. Vedete anche qua ci sono tutte le... Pigne di pino marittimo, pigne sì. Il pino marittimo che lui raccoglie a Rosolina Mare, è quasi una casa a chilometro zero. Quindi io facevo palazzi alti così. Sì. Dopo ti hai detto basta, è so grande, non posso mica usare ancora i Lego. No, Bisogna chiedere il mutuo alla banca per le casette. no, Ma ma massimo da 5 euro, minimo 5 euro, massimo 15, non di più. Mi sento orgoglioso quando viene fuori. Bene, ecco. All'età di 3 anni all'asilo lui aveva già in mano una scatola di cartone. guarda, Sì. tua mamma ti ha sempre messo il maglioncino, anche a mia mi mettevo, lo odiavo, dicevo il maglioncino con la camicia. Più lucida. È meglio. Te sei orgoglioso, eh? Sì. Sigatura. Questi sono rami dietro casa di una sceppe. Di questa sei invernale. E questa è Pasquale, diciamo. Ah, questo è Pasquale. Sì. Ok. Ponte, un arco con questo muretto di mosaico rosa, muretto, scale di cartone. In una casa di campagna, rurale. Vedi, sotto di qua c'è la montagna con la carta di pane. Sì, con la carta di pane. E il tunnel con l'orto di carta igienica, eccolo qua. Dov'è la legnaia? Questa va, l'ho detto io. Casa di campagna con campana. Una chiesetta, sì. Di Pasqua. Infatti, qua vedi. Questa è corteccia di pino marittimo, si vede. Qua uno può fare per esempio di qua o di qua. Perché tanto è uguale. Diciamo dal suo hobby ha tratto anche un beneficio economico, si sente utile, si sente gratificato. Non avremmo mai pensato che Riccardo arrivasse a questi livelli. La chiamano la sindrome di Edward. È stato colpito di striscio, se vogliamo dire, ecco, non è stato proprio appieno colpito da questo problema. Lui l'ha accettata e lui se ne vanta. Tu sei felice della tua vita? Sì. Perché? Perché sono libero. È importante la libertà per te? Sì. Ha una piccola pensione che non supera i 280 euro Se lui è in grado di trovare lavoro o no? e la commissione già da anni non gli ha dato già precedentemente le abilità lavorative. Riccardo ha detto non mi dà pensione di gravità e mi skate ciappo stesso e mi fa se casette. Sì, esatto, bravo, sì. E dica su a quelli che non ti dà pensione di gravità. Sì, è vero, hai ragione. Sì. Con poco si può fare molto e riciclando tutto quello che si butta via. Ci vuole passione intanto. Passione, intanto ci vuole. Passione. Esatto, sì. Poi prima per me sembrava una cosa insuperabile, ora gli dico grazie di esistere, è lui a volte che mi dà la forza di vivere, è lui che mi dà la forza di andare avanti.